Buongiorno ragazzi, oggi lo so, la scorsa volta avevo detto che facevamo la pescata dalla barca, ma hanno messo mare agitato, quindi siamo ritornati a fare una piccola pesca ai cefali. Vediamo come andrà oggi, sempre in compagnia di mio babbo. Saluta. Buongiorno a tutti. Ecco, ma oggi c'è il professionista, oggi c'è il mitico Paolino. Eccolo. Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere io come si pesca. Ecco, ci fa vedere come ci pesca, ha detto. Come che avevo casa. Vediamo cosa combina, perché ha detto che è professionista, allora vediamo, dai. Ecco, adesso vi faccio vedere la disfatta di cormorani che c'è in Veneto, che distruggono tutto. Sa che vanno via, se no ci fregano tutto il pesce. Dai, ci vediamo dopo in pesca. Ragazzi, facciamo la pastura. Io uso sempre, come avevate visto l'altra volta, alta marea, che è un po' per tutto. Qua dicono orate, saraghi, cefali e spigole, fatto con cozza e bibi. Quindi io faccio metà di questo sacchetto e metà adatto per il cefalo, un pastello al formaggio. Mettiamo, ok. Quando farete la pastura vi profumate le mani di formaggio, no che mi piaccia tanto, ma se non si pastura ci prende lo stesso, ma no quanto pasturando. Quindi aggiungiamo sempre un po' d'acqua alla volta e si mischia. Come ho fatto io, sembra che ne ho buttato un po' troppo. Adesso vediamo, no dai, può andare. Bisogna arrivare a una consistenza abbastanza regolare da fare una pallina così, vedete? Ok, se un po' più molla sarebbe meglio, perché così i cefali non trovano il mangiare. Quindi noi faremo delle palline piccole giusto per fare un po' di scia e poi si butta sempre dove noi lanciamo la canna. Ecco, pasturiamo un po' per tutti. Andiamo a richiamare un po' di pesci. Ecco, per adesso basta così. Adesso aspettiamo. Il primo cefalo, o meglio sarebbe il secondo, ma l'altro era sotto misura, l'ho rilasciato. Forse anche questo, sì. Ecco, si è già mollato. Rilasciamo anche questo perché è piccolino. Noi andiamo in cerca oggi di cefali più belli. Ok, questo sembra un bel cefalo, sì, sembra più bello.
mi sa che si è incagliato sulle erbe. Eccolo qua. No, non è più bello, è piccolissimo. Rilasciamo anche questo, preso dalla pancia. E vabbè, rilasciamo, ospitiamo i pesci più grandi. Eccolo qua, guardate. Ehi. Ecco, mio papà continua a prenderne. Eccolo qua, questo lo rilasciamo. Eccolo là. Allora io ragazzi i pesci li trattengo perché me li mangio, logicamente sempre stando in regola nella quantità. Bello, guarda, bel cefalo, bello. Ma questa volta rispetto alla scorsa volta mangiano molto meglio, molto più semplice a catturarli, con i vermi di terra, neanche con le tremoline, con i vermi di terra costano meno e mangiano uguale. Infatti mio papà dice che costano meno perché li ha trovati in orto, quindi spesa praticamente zero. Diciamo che io adesso sto usando le tremoline perché ho una scatola, ma se no la prossima volta mi trovo tutti i vermi. Chi ha possibilità di avere un pezzo di orto li trovate là, così siete a posto. Ragazzi, vedete, lo rilasciamo immediatamente. Eccolo, caduto. Lo rilasciamo immediatamente, eccolo là, e via, alla prossima. Ecco, Paolo continua a dire che lui fa strage. Vero Paolo? No, veramente io sto pescando con una. Guardate con la postura cosa è venuto su. Di là ci sono gabbiani che stanno facendo il pieno. Un acquario praticamente. Vabbè, ecco, mio papà forse l'ha preso. Hai preso? Si è staccato, ecco. Per adesso sono ancora quelli piccolini, però vediamo se arrivano quelli più grossi. Proviamo con i bigattini, vediamo se mangiano lo stesso, per curiosità. È tutta una mangiata. Se si fa la pastura giusta è tutto un divertimento. È un acquario, io lo chiamo acquario. Guardate, eccolo qua. No, si è mollato. Vediamo. Mangiano malino, vedete che li prendo sempre di lato, ma Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go.
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ma questo è in misura però, Sì, ma è tutto così, tira, si sa attaccare. Dai colpetti. Sì, intanto si picca. Ehi, si picqui. Questo lo teniamo in misura. Eccolo qua. Rilasciamo anche questo, anche se sarà appena giusto in misura, lo rilasciamo. Abbiamo preso un cefalo. Cominciano a mangiare male come la scorsa volta ed è un problema. Eccoci qua, comunque in misura. Eccolo qua. Comunque il pescatore là dice che mi sorprende, ma non vedo la canna muoversi, ma lui non prende niente. Ah, Paolino. Vabbè, andiamo avanti. Bello. Ecco, vedi. C'è pa Paolo. Sì o no? È una storia oggi prenderli, sì, bello, bel cefalo. Senti qua, ecco qua, guardate ragazzi, qualcosa è venuto fuori. Bene, dai, ce ne sono tanti di piccoli oggi, ma vediamo dai come va la giornata, se continua bene o no. Paolo, alla qua. Misura? Sì. Paolo saluta. Non chiedetemi più di andare a cefali, perché in un'ora prendere 5 kg di cefali. No, dai. No. Ecco, mio papà è un altro ancora. Cioè io ormai non filmo più niente, perché devo andare via. No. Se no qua. Vado via, ciao ragazzi. Ecco. Adesso noi ce ne andiamo anche noi. La giornata l'abbiamo fatta. Vero Paolino? Paolino ci ha rinunciato, ha detto che non viene più. Basta. Perché a cefali non gli piace, no, allora non mi piace, no. Aspetteremo le orate, sti sta. Sì. Faremo bei video con le orate. Guarda, tuo papà.
Cefalino, dai, misura e... No, è più della misura. Ma... misura. Va bene. Ciao ragazzi, alla prossima. Saluta papà. Arrivederci a tutti, Ecco. grazie.